Siamo qui con la rappresentante dell'ITS, Claudia Baldin, dell'ITS Turismo. È un corso post diploma? Sì, è un corso post diploma per ITS Academy, settore del turismo, quindi dopo la cosiddetta maturità c'è un percorso di 2 anni con una parte in aula, una parte invece in stage, e è un corso che permette di approfondire tantissimi temi del turismo, da quello del turismo montano, degli eventi, all'ospitalità, il marketing, la comunicazione, è un mondo veramente molto variegato. C'è la possibilità anche ad esempio di fare dei corsi Erasmus o comunque avere contatti con l'estero? Certamente, nello stage del secondo anno il ragazzo può decidere di fare il proprio stage non in Italia ma appunto all'estero, quindi la possibilità di mettersi alla prova con le lingue che vengono ovviamente insegnate anche nei nostri corsi e anche con un mondo del turismo appunto straniero. Quanto dura il corso? Allora, il corso dura 2 anni. Che sbocchi lavorativi si possono avere attraverso questo corso? Allora, le figure potenziali sono veramente tantissime perché riguardano il mondo dell'hospitality, quindi la recettività alberghiera, extraalberghiera, complementare, ma anche il mondo del travel, quindi il mondo delle agenzie di viaggio, tour operator, ma ancora anche la gestione della destinazione turistica, quindi molto legata al turismo del territorio. A quanto ammonta il costo? Allora, è un corso che se promosso e venduto fuori da questo circuito ITS sarebbe intorno ai 9.500 euro perché è altamente professionalizzante e di qualità. Grazie alla convenzione con la Regione Veneto e con il Ministero e con le imprese che finanziano anche direttamente i corsi, è un costo di 500 euro all'anno con la possibilità anche di borse di studio meritocratiche. In che percentuale dopo lo sbocco lavorativo fornito vengono assunti? Allora, l'ITS Turismo ha una percentuale molto più alta della media ITS nazionale, è attorno al 98%, quindi quasi tutti praticamente i nostri studenti trovano lavoro entro 1 anno dal termine del proprio percorso. Siamo qui con Elena e Linda che stanno frequentando il secondo anno dell'ITS Turismo e vogliamo sapere un po' la loro esperienza attuale. Allora, io ho scelto questo percorso perché post diploma alberghiero qui all'istituto volevo poter continuare a studiare e mettermi a contatto con persone del settore, imprenditori, e poter ampliare i miei contatti e avere una formazione più specifica per quello che voglio fare nel mio futuro. E ho scelto di fare anche questa esperienza perché la mia sede si trova a Valeggio sul Mincio, vicino Verona, e volevo appunto distaccarmi dal territorio che è casa mia, quindi Padova, e poter vivere qualcos'altro che è il territorio che mi circonda sempre e che conosco ormai benissimo. La mia scelta di frequentare ITS Turismo, finito appunto questo istituto, è stata principalmente voluta dal fatto che volevo continuare ad ampliare il mio, possiamo dire, bagaglio nel campo comunque del turismo e cambiare anche un attimo campo, quindi conoscere tutti gli altri campi che ci sono, e devo dire che la mia scelta è stata ottima. Frequento io l'ITS di Treviso e appunto anch'io sono, possiamo dire, fuori sede perché appunto condivido un appartamento con dei miei compagni di corso e significa molto anche questo perché appunto già tra i lavori che facciamo in classe, tutte le attività che facciamo insieme ti aiuta comunque a volerti impegnare. Consigliereste di fare questo corso post diploma? Assolutamente sì, perché oltre appunto a formarti molto di più ti dà lavoro immediato, nel senso che appunto già subito con lo stage, se ti trovi bene, ti va bene, hai il lavoro subito che ti inizia da quel momento e ti può rimanere anche per tutta la vita. Io concordo con Linda, consiglierei questo percorso post diploma proprio perché ti dà la possibilità di entrare nel campo del lavoro, conoscere molte persone che possono aiutarti in un futuro e nell'inserirti in aziende e scoprire un mondo che è difficile da scoprire se non facendo questo corso.